Evento incredibile, ospiti eccezionali, ma mi è piaciuto chiudere proprio con la tua canzone, con le nostre ragazze. Questo evento è uno dei tanti eventi che comunque promuovi, però devo dire sempre qualcosa di nuovo, arriva qualcosa di nuovo, arriva qualcosa di nuovo. E parliamo del tuo libro, 100 donne vestite di rosso, 100 racconti. Sì, sono questi piccoli racconti che in realtà sono dei flash, dei piccoli flash, dico quasi didascalici, in cui una persona si può ritrovare, cioè può ritrovare se stesso. In realtà quindi il libro parla in effetti di storie che ho raccontato e che ho vissuto io, ma che in realtà danno l'opportunità e offrono di ritrovare i propri di ricordi, quindi le proprie emozioni. Ecco perché oggi ci siamo emozionati tutti, perché queste presentazioni sono particolari proprio perché io faccio parlare il pubblico, non parlo del mio libro, in realtà poi parlo del libro attraverso di loro, attraverso il pubblico proprio. E il pubblico attraverso il libro, il tuo libro, comunque ritrova se stesso. Assolutamente, questa è la cosa più bella, quasi una magia, nel senso che appunto io parto sempre, ogni didascalia, diciamo, questo piccolo flash che do è sempre un aforisma. E come sappiamo gli aforismi danno, diciamo, delle aperture di porte incredibili, e quando si aprono queste porte ci si ritrova, ci si specchia alle volte, si riescono a trovare dei riflessi di noi che non avremmo mai trovato. Quindi leggere un libro così oggi, infatti l'ho detto, lo descrivo un po' come quello di Paolo Coelho, no? Paolo Coelho, che praticamente si può apri e c'è una storia. Adesso qui per esempio Xina la guerrière. Perché Xina la guerrière? E quindi è divertente anche. E multimediale. Multimediale, sì, brava, perché come molti sanno io sono una musicista e nasco come musicista, quindi non rinnego assolutamente il fatto di essere nata così, e quindi ho voluto proprio in questo libro raccontare anche attraverso la mia musica e le mie canzoni, le mie parole, attraverso appunto questo. All'interno del libro c'è una app che si chiama Vesepia. Questa app gratuitamente si scarica sullo smartphone, inquadrando il QR code si ascoltano molte delle mie musiche. Grazie Alessia, ancora complimenti. Grazie a voi, è stato un bellissimo evento anche per la vostra presenza. Grazie. Perché allora, innanzitutto sono emozionata e ringrazio tutti voi di essere qua. Xina la guerrière è uno dei miei tanti soprannomi dato di quando ho vissuto in Francia. Sono una donna che si è esposta a tante emozioni, a tanti cambiamenti nella vita. Ogni volta che mi piaceva fare una cosa l'ho fatta, prendendo delle mazzate incredibili, ma queste mazzate erano veramente poi anche delle grandi lezioni di vita. Ci sono state delle cose che sono andate molto bene e delle altre cose che invece mi hanno fatto soffrire terribilmente. Aspettate che c'è una cosa, ecco, vi saluto, ecco. Ciao Jessica, grazie. Quello che naturalmente molti di voi sanno già è che sono una musicista, nasco così, io insomma da bambina, avevo 5 anni, volevo già suonare, cantare. Quindi quando in realtà mi ha detto quando ho creato un movimento di sensibilizzazione, no, non è che proprio l'ho creato, è una di quelle cose che ho detto che figata andare tutte vestite di rosso, almeno in 100, al cimitero monumentale di Staglieno. Cioè, io ho visto questa cosa nella mia testa e l'avevo voluta realizzare, e ho iniziato subito a chiedere a tutti quanti come facevo ad arrivare a Staglieno, al cimitero, con 100 donne vestite di rosso. E quando mi metto in testa di fare una cosa non mi smuove più nessuno, e ce l'ho fatta. Sono arrivata appunto ad avere 100 donne al Pantheon. Non so quanti di voi conoscono il Pantheon, è straordinario, ed è lì che ho capito la valenza in realtà di avere anche con me la bellezza. Io sono ispirata dalla bellezza, ecco perché oggi ho voluto in realtà la maggior parte delle intervenute sulla cultura proprio, perché a me emoziona la bellezza, emoziona l'arte, e credo
dall'arte, dalla bellezza, non ci lascia indifferenti questo. Pertanto è fondamentale ricominciare dalle basi, a mio modo di vedere, il rispetto, che chiaramente è fondamentale per tutte le relazioni, declinato proprio in tutto il vivere sociale. E parlo non solo della coppia, parlo anche tra di noi, parlo del vicino di casa, parlo di un'opera d'arte. Dietro quell'opera d'arte non c'è solo un'immagine, ma c'è il lavoro di una persona, la creatività. È fondamentale rispettare e apprezzare il lavoro altrui, qualsiasi esso sia, con grande garbo e con grande rispetto. Questo è quello che mi hanno anche insegnato i miei genitori. Io ho un imprinting, inizio così, l'imprinting mio è stato già nel pancione di mia mamma. Io sono stata concepita a Susa e sono nata a Genova. E allora dico, io l'imprinting era già che in pancia viaggiavo. E quindi ecco il motivo per cui mi sono sempre esposta a viaggi e a relazioni con gli altri, perché incontrare un'altra persona è incontrare un mondo che ti fa crescere incredibilmente. Si impara di più attraverso un racconto di una persona piuttosto che magari andare a fare il turista da qualche parte, perché il turista magari lo facciamo confezionato. Ecco perché poi ho lavorato in tante parti, e quindi non solo in Italia, ma io ho lavorato in Francia, ho lavorato in Inghilterra, ho lavorato in Germania, ho lavorato in Marocco, in Tunisia, ho conosciuto veramente anche come lavorano loro. Quindi, ma lavorare in che senso? Facevi un musicista? No. Ecco il mio grande cruccio, ce l'ho la cruccio. Perché? Perché un po' i miei genitori non volevano. Noi non siamo cresciute nell'epoca in cui era obbligata a fare la velina.